Noi Moderati è presente con le sue liste, con i suoi candidati, ha ridato forza e fiducia a tanti amici moderati che avevano abbandonato la politica o che si sono rimessi in gioco. Amministratori navigati e rappresentanti della società civile nelle liste per le regionali di Noi Moderati. In campo per rafforzare, dicono, l'area centrista del centrodestra. La presentazione a Vicenza con un candidato consigliere vicentino doc, Andreas Ronco, alias l'influencer, il Veneto imbruttito. Vuole essere una continuità con quello che ho sempre fatto in questi 9 anni di video, ovvero non sarò il classico politico, perché non lo sono, ma voglio continuare a parlare di miei argomenti, quindi la valorizzazione del territorio, l'agricoltura, i piccoli e giovani imprenditori, voglio parlare della disabilità, della violenza sulle donne, tutti i temi che ho sempre trattato. Il mio slogan sarà costruire il Veneto senza urlare. Moderati a sostegno della candidatura di Alberto Stefani presidente, nel segno della continuità con l'amministrazione regionale uscente, dice Gelmini. Il centrodestra è già forte sul livello nazionale, ma vogliamo valorizzare la caratteristica popolare di questo territorio, e quindi con Luigi D'Agro e con tanti amici anche di Libertà Popolare abbiamo costruito una proposta politica che punta sul civismo e punta su un forte radicamento territoriale. In testa all'agenda di Noi Moderati il tema salute. La sanità è fondamentale, abbiamo aumentato a 7 miliardi e mezzo, altro che acqua fresca, a 7 miliardi e mezzo i fondi per la sanità, anche grazie al contributo delle banche. Oggi più che mai si tratta nelle regioni, qui c'è una sanità di eccellenza, in Veneto bisogna migliorare, ridurre le liste d'attesa e utilizzare al meglio queste risorse, ma la sanità insieme ai salari bassi, alle politiche per le famiglie e per la scuola sono una priorità per Noi Moderati, anche qui in Veneto.